Buongiorno a tutti amici di Bella Sicilia Onda TV, siamo a Sant'Agata di Militello su un meraviglioso lungomare. Bimbi in bici 2024 Sant'Agata Militello. Per chi ama la bicicletta all'aria aperta, sin dai più piccoli, questa grande gioia. Ma quanti molteplici benefici apporta una giornata del genere? 1. Stiamo all'aria aperta, 2. Stiamo al sole, 3. Stiamo in compagnia dei nostri amici, 4. Fa bene al nostro corpo e 5. Fa bene all'ambiente perché non usiamo i mezzi. E non ci sono alibi per non vivere una giornata straordinaria del genere. L'entusiasmo dei partecipanti lo testimonia. Bellissimo, c'è il sole, il mare è splendido, abbiamo fatto già la passeggiata, tanti bimbi contenti insieme ai loro genitori, quindi la cosa più bella, questo è proprio un regalo. Una bella festa, sempre ben organizzata, partecipata, ci sono rappresentanze di tutte le età, è un evento che si aspetta ogni anno. Buongiorno! Adesso continueremo con un po' di informazioni sul codice della strada, quindi insegniamo ai bimbi i segnali stradali e come ci si comporta in bicicletta andando in giro per strada. E poi facciamo dei percorsi di abilità per divertirci un po'. Descrivibile, fa solo bene e fa sorridere e fa conoscere il mondo e i nostri nebrodi sono bellissimi da girare in bici. Grazie! Grazie, ciao! Evidenziare come la bicicletta in se stesso sia un mezzo di locomozione utile, ecologico e quindi anche educativo nei confronti dei bambini piccoli, quindi che possano continuare a crescere con questi sentimenti. È una festa di colori che attendiamo tutto l'anno, grazie agli organizzatori, grazie a Fabrizio, all'associazione I Love Pino per questo sforzo, per questo impegno. E questo è il Pedale d'Oro 2024. Adesso il gruppo I Love Pino chiede a voi di votare. Diteci chi si è distinto particolarmente nell'uso della bicicletta durante quest'anno, che rispetta l'ambiente, qualcuno che ha modo di meritarsi questo premio. Pedale d'Oro 2024. Le competizioni quelle sane, quelle che spingono sempre a far di più e meglio. Esatto. E continuate a seguirci per tanti altri video sulla pagina Facebook di Bella Sicilia. Un saluto e alla prossima!